Il video che state per vedere è stato girato a settembre 2020, dove il DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedeva l'uso della mascherina all'aperto dalle ore 18 in poi. Per foto e riprese invece, anche se quest'ultime nel mio video non sono state inserite, si ringrazia troniclub.it di Marco Zanella. Buona visione! Ciao a tutti! Buongiorno! Dove vi sto portando oggi vi starete chiedendo, ovviamente l'avete letto dalla miniatura e dal titolo. Vi porto, e questo deve essere già un indizio che vi farà vedere il video fino alla fine, per gli amanti del kart ma anche dell'automobilismo, basta che vi dica un nome: Michael Schumacher, Lewis Hamilton e signori Ayrton Senna da Silva. Beh, andrò a correre nella pista che ha visto partecipare questi gran campioni nel kart, che poi sono diventati professionisti nelle ruote scoperte in Formula 1 e diventati, come ben sapete, campioni del mondo. Avrò l'onore di correre in questa pista con i go-kart Sodi 390 cc, centimetri cubici. Felicissimo e wow, non vedo l'ora di provarli. Sono stato invitato da Marco, un iscritto al mio canale, come voi mi raccomando, non fate furbi, iscrivetevi e mettete già mi piace. Avevo detto Ayrton Senna, addirittura se ci fosse la reaction cuoricino su YouTube l'avreste messa, immagino. Sono stato quindi invitato a partecipare a questo magnifico evento, ovvero il quarto campionato degli amici kart Triveneto GP7 in pista azzurra. Oltre al tracciato che sarà in modalità completa, quindi go-kart Sodi 390 cm3 4 tempi, ci sarà anche quindi lo speaker Angelo Giovannetti. Non potevo quindi dire di no, ho accettato l'evento di Marco e quindi dai che andiamo. Non vedo l'ora di provare questi go-kart Sodi 390, non li ho mai provati e non ho mai provato nemmeno la configurazione della pista azzurra in modalità full track. Ma che tipo di gran premio sarà? Ve lo spiego subito. Sarà un gran premio 10 minuti qualifiche, 20 minuti di gara. Ovviamente, essendo una new entry, partirò nelle batterie basse e speriamo di far bene, di divertirmi e di farvi divertire. Pista azzurra ovviamente vuol dire sinonimo di competitività. Oltre a Lewis Hamilton, a Alain Prost, ha visto anche a Robert Kubica, il polacco, il nostro Giancarlo Fisichella, quindi l'università quasi del kartodromo italiano. Pista azzurra è un tracciato di 1045 metri con 14 curve, 8 a destra e 6 a sinistra, con una larghezza di gareggiata di 8 metri. Alle 16 ci aspettano per il briefing, per l'accoglimento e poi si correrà. Eccoci ragazzi, pista azzurra, finalmente arrivato, gireremo a destra e poi la grande botta. C'era una volta la grande botta. Speriamo di trovare parcheggio, pista azzurra. Bene, come vedete sono già sulla linea dell'arrivo, sulle tribune posizionato, 4:30, tra mezz'oretta circa riunione, foto e poi andremo a vedere questi kart. Intanto oggi pista completa. Allora, piloti Pronti per le foto, manca sempre meno. Bronzo 2, dopo io bronzo 1. Grazie. Bronzo 2.
stanno dando i numeri dei kart. Ha appena fatto le foto, cambiato, e come le corse di una volta, come James Hunt scappava ad andare. Nothing to be worried about, does it before every race. A me scappava. Bisogni fisiologici, è normale. Pronti e speriamo di far bene, incrociamo le dita. Bene, siamo qui con Marco. Ciao. E Stefano, e ringrazio ancora Marco che mi ha invitato in questa grande opportunità di girare a Pista Azzurra, kart 390 Sodi. Fantastico. Volete dire qualcosa di questa organizzazione, amici del Kart Triveneto? E niente, se volete venire a divertirvi per una sana bagarre in compagnia di gente che si diletta un po' con il kart, questo è il posto giusto, e per provare i brividi della Formula 1 ma in maniera amatoriale. Però la competizione è bellissima, più che in Formula 1. Ok, quindi c'è tanta gente, più di 100 persone, quindi non vediamo l'ora di scendere in pista. A dopo. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao ciao. Sistemati dal capitano Luca, che vi ricorda per i vostri compleanni, le feste, addio al celibato ed eventualmente comunioni se non siete troppi. Di nuovo ragazzi, l'invito è quello di seguire la telemetria, siamo passati dall'1 al 0,8. Tra circa 5 minuti avranno finito le qualifiche i piloti della batteria Bronzo 2. Toccherà dopo a me con i miei compagni di batteria della Bronzo 1, e l'adrenalina, vi dico, è tanta, nonostante sia una gara amatoriale, però provare questi kart 390 darà veramente emozione. Ci sarà ancora più velocità in una pista dove ha girato Senna, Prost, Schumacher, Hamilton. Ho un po' le mani che tremano, spero che GoPro con la sua stabilizzazione ripari questo mio essere emozionato. Pista completa, vedremo, spero soprattutto ovviamente di non farmi male, di non farci male, perché deve essere una competizione sempre sana e giusta per tutti. Kart numero 21 e speriamo bene, incrociamo le dita. Mamma mia, tensione che si fa alta, pronto per le qualifiche. Manuel, mi raccomando, lasciali andare all'inizio, vedi un attimo dove mettono le ruote, vai tranquillo, non preoccuparti, lasciali andare. Occhio. Signore e signori, qui è un buongiorno da Manuel Cosimo Muglia, direttamente da Pista Azzurra in provincia di Venezia. Andiamo a vedere che cosa combineranno i piloti nella qualifica 10 minuti per il GP7, amici del Kart Triveneto. Eccoci all'onboard con Johnny 3, attenzione già subito. Prima va così. Il contatto. Ma dai, l'avevo detto. Vabbè, si riparte con calma, vediamo com'è questo primo giro di Pista Azzurra a Jesolo. Già subito il contatto, vediamo già anche piloti che vanno fuori pista per evitare il nucleo dove si sono scontrati ben 3 piloti, e Johnny 3 è andato fuori, si è girato ma è subito ripartito. Siamo a curva 3 di questo tracciato storico importantissimo dal punto di vista motorsport internazionale. Pista Azzurra, hanno girato i certi Lewis Hamilton, Alain Prost, Robert Kubica, Michael Schumacher, giusto per citarne alcuni. Ci sono già delle bagarre, c'è già bagarre per prendere i primi posti davanti, per andare a azionare il cronometro che determinerà quella che sarà la pole position per la batteria Bronzo 1. Siamo all'atto conclusivo, ultime curve per prendere la rincorsa e andare a stampare alla fotocellula per andare a rincorrere più velocemente possibile e andare a dare lo start alla fotocellula per registrare questo tempo. Ecco Johnny 3. Ok, sono sceso in pista e ho una voglia determinata di ottenere il risultato. Voglio quindi capire dove sono i punti di corda principali di questo circuito. Ho già notato che in 2 o 3 curve faccio fatica a capire come inserirmi e stare attaccato all'interno della curva. Quindi giro dopo giro, macino, memorizzo i punti cruciali e ci do dentro.
Giri del motore alle stelle per Manuel Cosimo Muglia, che va a affrontare uno degli ultimi giri in questi 10 minuti di qualifica del GP7. Amici del kart Triveneto, curva 2, curva a destra, una doppia curva a destra, sono le due prime curve del circuito veneziano. Eccolo di nuovo, curva a sinistra, bene sulla corda, esce bene, sfrutta il cordolo all'esterno, va a prendere il tornantino, secondo tornantino a destra. Esce molto bene il suo kart, il suo Sodi 390 cc. Sono più di 100 i piloti oggi qui in pista azzurra per determinare chi sarà il più veloce driver del Triveneto. Curva a destra molto veloce, in questo tratto i piloti potranno stampare i loro tempi perché è una parte molto veloce e molto tecnica, si dovrà frenare e correggere il go-kart in curva. Molto importante capire cosa il mezzo comunica al pilota, e il pilota ovviamente dovrà domarlo tutto per tutto. Attenzione, ancora curva a destra, poi curva a sinistra, si sta molto bene attaccati al cordolo, si spigola in questo momento, giù tutto, posizione aerodinamica per il pilota col kart numero 21, una nuvola di fumo vedete sulla vostra sinistra dei teleschermi, però Manuel Cosimo continua il pilota padovano, vuole far bene, corda, sale sul cordolo di sinistra. Speriamo che faccia un buon tempo, perché ovviamente con tutti questi piloti a far parte di questa Bronzo 1, di questa batteria Bronzo 1, bisognerà ovviamente far bene anche già dalle qualifiche. Ricordiamo 10 minuti di qualifiche per prendere il proprio posto nella casella di partenza per una gara della durata di 20 minuti. Torniamo a noi, quindi curva con il controllo dei freni, si frena 2 volte su quella curva, ci dosa leggermente il freno per correggere il go-kart, tutto all'esterno per cercare di mandare su di giri il go-kart, questo 4 tempi 390 cc. Eccolo, si appresta ad andare sulla linea del traguardo a superare la fotocellula, vedremo il tempo 1:04.990, un decimo superiore al tempo precedente. Purtroppo vediamo in questo giro Manuel che cosa farà. Sono gli ultimi giri, ricordiamo, perché i piloti hanno a disposizione 10 minuti, non di più. In questo momento tornantino di nuovo a destra, molto bene sulla corda. Johnny 3, viene un pilota davanti a sé, una maglia gialla, vedremo se lo ostacolerà per la firma del tempo, molto importante. Ancora curva a destra, molto bene sulla corda, diminuisce la distanza, il distacco tra il pilota giallo e Johnny 3. Vedremo in questo caso Johnny 3 cosa si inventerà, che cosa riuscirà a fare, speriamo non ci sia qualche rallentamento. Parte finale, terzo intertempo, vediamo in questo momento che cosa succederà, quale sarà il cronometro stampato dal pilota con, vedete, scarpette rosse, lacci gialli. In questo momento posizione aerodinamica, vedremo il tempo 1:04.683. Wow, oddio, ma cos'è successo? Johnny 3 è uscito, è rientrato subito, per fortuna. Andiamo a rivedere l'accaduto, andiamo a rivedere il replay, quindi vedete bandiera a scacchi, forse si rilassa, vede il kart davanti a sé, rilassa un attimo le mani sul volante e tutto fuori, vedete, con le gomme di sinistra, e poi un polverone allucinante, ragazzi, un polverone allucinante, e per fortuna poi si è ripreso e è rientrato subito in carreggiata. Pazzesco. Forse stava andando a toccare, stava andando a prendere, ad avvicinarsi troppo al pilota giallo, avrà tirato forse i remi in barca dopo questi 10 minuti di qualifica. Ecco il pilota che pulisce la sua telecamera, ecco una curva molto tecnica di questo circuito, parallelamente al traguardo. Per fortuna non è successo niente, per fortuna il pilota della provincia di Padova è rientrato subito in pista, avrà tutta la maglia, i piedi, i pantaloni ricoperti di terra. Speriamo che appunto anche il motore non abbia risentito dell'uscita di pista o il telaio del kart. Eccolo che si sta portando sulla linea del traguardo, dovrà lasciare il kart alle batterie successive.
vedremo su che casella si sarà classificato il pilota di Campagnolo di Brugine. Eccolo che scende, eccolo che scende. Abbiamo fatto il rally di Acropoli, porca miseria, bellissimo. Guida precisa, mi ero dimenticato l'uso dei freni all'inizio. Eppure qualcosa non andava. Ovvero a luglio 2020, nel mio compleanno, eravamo andati in pista azzurra a girare con i go-kart. Io avevo guidato un kart doppio, un 270, quindi di cilindrata ancora più piccolo di questo Sodi 390. In curva praticamente mi ero reso conto che non dovevo neanche frenare. Impostavo la curva, il kart stava lì all'interno della curva e uscivo tranquillamente, senza fare niente, senza impegnarmi ai massimi livelli. E infatti a 4 giri dalla fine ho detto: Manuel, proviamo la tattica solita, iniziamo a dosare un po' il freno. Effettivamente funzionava. Ero quindi convinto di essere in un kart doppio in pista azzurra. Dovevo togliermi quell'idea, perché adesso ero io in un kart monoposto dove bisognava dare il massimo. Però direi che ci siamo. Adesso do un'occhiata ai tempi. Spinge forte in rettilineo, però devo dirlo, poco grip. Vedremo quello che riusciremo a fare. Speriamo non succeda niente in gara, crociamo le dita. Quindi ragazzi e ragazze, il video GP7 pista azzurra 2020 degli amici del Kart Triveneto, le qualifiche, finisce qui. Lasciate quindi un bel mi piace, iscrivetevi al canale qui sotto, mi raccomando. Vi ricordo anche il mio canale Telegram, @ Manuel Cosimo Muglia. Telegram è un'app di messaggistica come WhatsApp, dove si possono creare anche dei canali. Trovate quindi il mio, è gratuito, ve lo ricordo. Se fate quindi queste cose, vi porterò le immagini della gara. Ed è stata una batteria veramente molto combattuta. Quindi ragazzi e ragazze, un saluto da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3, Daiken Demo e al prossimo video, ciao!